La grande festa di un quartiere oggi qui allo stadio Roberto Dore di Nuoro in località La Solitudine potrebbe essere la volta buona per il Sant'Upredu per tornare in prima categoria dopo 9 anni. La fascia a sinistra abbiamo Magia che gioca il pallone all'indietro, prova subito però ad alimentare l'azione il Sant'Upredu. C'è Deiana, limite dell'area di rigore, Deiana palo! Attenzione perché prova a ribattere Congiu, subito un'occasione praticamente dopo nemmeno 20 secondi di gioco. Viene su anche Angioi. Palla dentro, la mette fuori Lande, ma attenzione perché è ancora pericoloso il Sant'Upredu. Il cross, Deiana di testa! E si sblocca la gara del Roberto Dore. Al 10° minuto Nicolo Deiana firma il vantaggio del Sant'Upredu e siamo 1-0. Ancora Lande qui, il rischio, il pallone che diventa buono per Lai. 2-0. Sbaglia il portiere dell'Orani che praticamente serve direttamente il numero 9 del Sant'Upredu. Tutto facile. E quando siamo al 23esimo ha raddoppiato il Sant'Upredu con Raffaele Lai. Palla messa al centro, l'anticipo di Mula ad anticipare Giovanni Deiane. C'è ancora spazio qui, Lai dentro per Medde, la posizione regolare, Medde davanti a Lande, Medde palla sul palo e poi Medde ribadisce a rete. 3-0. Aveva fatto tutto il possibile Lande, la sua deviazione sul palo, ma il pallone è tornato dalle parti del bomber di Azzara che realizza il gol del 3-0. Battuta lunga di Lande, Coacciu va sul pallone, Coacciu anticipa Pili e c'è il gol dell'Orani con Alin Coacciu. Ci ha creduto il numero 20 di Scuola Polisport. 34esimo minuto. Lo scatto di Coacciu brucia l'uscita di Pili e c'è il gol dell'Orani. Ancora un recupero, Massidda in verticale a cercare Medde. Si ferma Medde, va giù, non c'è fallo, ma Medde poi va via un avversario, la mette dietro per Deiana, il pallone buono per Congiu, sterza sul destro, Congiu, palla all'incrocio, 4-1, si iscrive a tabellino anche Luca Congiu. Quando siamo al 40esimo minuto, allunga di nuovo il Sant'Upredu, recuperarlo Sale che viene fermato da Mula, poi c'è Deiana. Deiana apre il contropiede del Sant'Upredu, vede a destra Lai, Lai ancora al centro, la deviazione e il gol di Nicolo Deiana. Arriva il gol numero 5 al 46esimo. La pennellata di Lai, la spizzata di Deiana, palla all'angolino, 5-1. Particolarmente importante il 4-1 sul Gonone. Intanto attenzione a Ledda in area di rigore, Ledda, e arriva il sesto gol. Primo minuto della ripresa, il gol di Antonio Ledda, si è inserito molto bene centralmente, siamo 6-1. Stop un po' complicato, poi apertura a sinistra su Nicolo Deiana, entra in area di rigore, prova a prendere in velocità Magia e trova la tripletta personale. Nicolo Deiana, siamo 7-1 al quarto della ripresa. Si avvicina Mula per ricevere, Mula tenta il tiro e scavalca Lande e l'ottavo gol arriva, lo realizza Giuseppe Mula. 8-1 quando siamo alla mezz'ora del secondo tempo. Si ferma Paniziotti, pallone in verticale per Sansone, prova a passare Sansone, le finte di Sansone, mette il pallone sul sinistro e stavolta il gol lo trova Daniele Sansone, fa 9-1. Portiamoci in avanti del tutto e ringraziamo voi che ci avete seguito da casa in questa produzione targata Directa Sport.
l'ultimo ringraziamento, ma non per importanza, è per Andrea Farris, che ha curato immagini e regia della partita, e siamo arrivati appena in tempo perché è arrivato il triplice fischio del signor Zorodu a chiudere le ostilità. Altra prova di forza del Sant'Upredu, questa è l'ultima, questa è quella decisiva che porta il club del quartiere storico di Nuoro nuovamente in prima categoria. Dopo 9 anni si abbracciano i giocatori, si abbracciano i dirigenti in panchina, i fumogeni sono arrivati anche in campo, è il momento della festa e ci sarà davvero una grande festa qui al Roberto Dore stasera, immaginiamo durerà per tutta la notte.